Lì tra le prime posizioni inseguendo il sogno a due, la speranza di levarsi via un periodo nerissimo. Amici di Sportizzoli, ciao da Salvo Giracci, benvenuti al Palazzetto dalla Chiesa, Setti Carraro di Bagheria, provincia di Palermo, Serie A Termini, Ecosystem Lamezia, 12ª giornata del girone H di Serie B. Il recupero di Gerbasi, invece il bomber nell'Ecosystem. Pallone che passa ancora a Gerbasi con la sola sistema, pallone largo, c'è il tapino in rete, forse anche un pizzico di fortuna, ma l'Ecosystem Lamezia passa in vantaggio con il gol di Gagliardi. Paesano verso Lucchese, esce Rotella, Lucchese, Rotella rientra, c'è il tunnel, è riuscito da parte di Lucchese su Gagliardi e ancora su Lucchese, sotto porta il gol di De Sousa, il pareggio quasi immediato del Real Termini, il gol dell'1-1 da parte di Johnny De Sousa. Torna a funzionare, sono passati 5 minuti sul recupero da parte di De Sousa, esce Rotella, De Sousa, la rimonta del Real Termini con Johnny De Sousa, doppietta e 2-1. Giampà contro gli avversari, non si porta con sé il pallone recuperato da Montalto, da solo davanti Rotella, Montalto, c'è l'autogol da parte di Mantuano, 3-1 Real Termini. Gervasi, Deodato si gira, trova un gran gol, Deodato super a riaprire i giochi, 3-2 il gol dell'Ecosystem. L'attacco di Antonino Fuschi su Caminero, Gervasi, pallone di ritorno, Caminero sotto la traversa, il pareggio dell'Ecosystem Lamezia con Caminero. Paesano, è un passaggio alla fine per Celestini, pallone largo, Gervasi esce, Dalba è scivolata, la munizione per Dalba, calcio di rigore. Caminero potente e Lamezia passa avanti nuovamente con la doppietta di Caminero, 4-3. Probabilmente l'ultima chance perché mancano 4 secondi. Infatti viene buttato fuori, festeggia l'Ecosystem Lamezia con tantissima sofferenza, 4-3 in controrimonta al Real Termini.